Giuseppe Scianò del Fronte Nazionale Siciliano. Parliamo dell'importanza della Sicilia nelle strategie internazionali delle potenze sul Mediterraneo. Diciamo la sorte, la fortuna della Sicilia di essere al centro del Mediterraneo talvolta diventa una specie di sfortuna, soprattutto quando è debole la nazionalità siciliana rispetto ai nemici agguerriti che si trova di volta in volta contro. Per esempio, al momento dell'unità d'Italia non c'è dubbio che fra i motivi che determinarono l'Inghilterra, determinarono la Gran Bretagna, che era la più grande potenza dell'epoca, a fare scomparire il regno delle due Sicilie, fra questi motivi c'era l'imminente, perché poi fu aperta 6 anni dopo, insomma, la imminente apertura del canale di Suez, perché chi si sarebbe avvantaggiato di più se non chi era proprio nel Mediterraneo, ecco, e il regno delle due Sicilie e la Sicilia proprio in particolare avevano una caratteristica rispetto a tutti gli stati preunitari italiani, perché avevano 2 grandissimi poli navali, diciamo di costruzione navale, sia Napoli sia che Palermo avevano un primato assoluto che diciamo le città industriali del nord avrebbero superato dopo 20 e 30 anni di schiavitù però del regno delle due Sicilie, dell'ex regno delle due Sicilie. Quindi se si fosse aperto il canale di Suez di fronte a uno Stato come era quello mediterraneo, euro-mediterraneo, qual era il regno delle due Sicilie, che aveva già nei propri cantieri navi, aveva le strutture, aveva il personale preparato. Io vorrei ricordare un piccolissimo particolare. Aveva lo zolfo. Sì, aveva lo zolfo, ma un particolare piccolissimo. Fino al 1860 tutte le navi da trasporto, sia di Liguri, sia di altri stati preunitari italiani del centro e del nord, avevano a bordo piloti inglesi, tecnici inglesi, perché non avevano la tecnologia per gestire. Lo stesso patriotta Carlo Pisacane ebbe a bordo tecnici inglesi, mentre nel regno delle due Sicilie non solo si costruivano le navi, ma pure c'era personale altamente specializzato, non c'era bisogno di comprare chiavi in mano anche i tecnici stranieri. Ecco, voglio dire questo perché nel 1943 si ripete. Il fatto che lo sbarco sia avvenuto in Sicilia non è casuale. Infatti l'operazione Aschi in un primo tempo prevedeva lo sbarco in Sardegna, ma i generali dovettero cedere ai politici. I politici dissero no, lo sbarco deve avvenire in Sicilia perché in tutto il mondo conoscono la Sicilia e poi perché veramente al centro del Mediterraneo c'era la Sicilia, non c'erano altri, era una posizione geografica, c'era questa posizione strategica, coincideva una storia che non ha la Sardegna, ma anche la posizione, io chiedo scusa, lo stretto di Messina, il passaggio, c'erano tante condizioni per cui chi conquistava la Sicilia, come in effetti è stato, perché ancora non ci sono studi specifici, ma prima o poi ci saranno degli studi specifici per fare vedere quale fu l'effetto psicologico in tutto il mondo dello sbarco in Sicilia proprio. Ora, in questo contesto dobbiamo dire però che gli alleati sbarcando in Sicilia trovarono un solo grande movimento politico, che era il movimento di Finocchiaro Aprile, era il CIS, il Comitato per l'indipendenza della Sicilia, che aveva idee chiare, programmi chiari, la capacità di fare documenti politici immediati, perché il primo documento indipendentista del dopoguerra, chiamiamolo dopoguerra, ma ancora la guerra era proprio in pieno svolgimento, fu un documento del giugno del 1943. Poi quando il 22 di luglio gli alleati entrarono a Palermo, trovarono già tanti altri documenti, trovarono un movimento separatista ben organizzato, trovarono un movimento separatista che pose il problema della ricostruzione delle città siciliane. Non dimentichiamo che Catania, subito dopo Dresda, fu la città più bombardata, che Messina fu bombardata, che Palermo fu bombardata fino al mese di maggio del 1943. Un disastro. Quindi fu un disastro un completo. esempio per l'Italia
per non continuare la guerra. Esatto, perché aveva due scopi il bombardamento. Intimidire gli italiani. Intimidire gli italiani e agevolare lo sbarco. Ora, questo diciamo del seguito dell'azione del movimento separatista ne parleremo magari, se ci sarà la possibilità, in altre conversazioni. Io voglio dire questo, che gli stessi ufficiali inglesi e americani dissero che loro appena sbarcarono trovarono un popolo distrutto così come ma poco dopo, una volta che questo popolo aveva recepito il messaggio degli indipendentisti siciliani, era un popolo più orgoglioso ed è diventato più dignitoso, più consapevole e proprio in poco tempo recuperò la propria dignità per la dittatura. Sì, veramente. Va bene, la ringrazio. Grazie a voi sempre dell'opportunità che offrite. Vabbè,